Buongiorno a tutti, a tutte, buona giornata. Ci ritroviamo per una nuova lezione di yoga e iniziamo sempre ascoltando il nostro respiro. Appoggiamo le mani sull'addome senza premere, un contatto leggero e lasciamo fluire il respiro spontaneamente, non forziamo il respiro, ascoltiamo soltanto il suo movimento leggero, l'addome che si espande un po' e poi un po' si contrae, tutto con leggerezza, e cerchiamo di dimenticarci di tutto quello che è intorno a noi, portarci dentro di noi, diventare il nostro respiro. C'è solo il nostro respiro, nient'altro. Il respiro, osservare il respiro, ci accompagna in profondità, dentro di noi, lontano da tutto il resto. Ci accompagna in quel posto dentro di noi dove c'è solo calma, quiete e serenità. Una grande serenità, una grande tranquillità. E adesso buttiamo fuori tutto quello che ci chiude, quello che ci stringe, quello che ci opprime, tutti i pesi che possono esserci dentro di noi, ce ne liberiamo. Intrecciamo le dita delle mani, portiamo le mani in grembo, inspirando portiamo le mani all'altezza del cuore, immaginiamo di rimuovere tutto e con una espirazione forte, sonora, buttiamo fuori. Via tutti i pesi. Poi andiamo su, verso l'alto, portiamo le braccia verso l'alto, il viso verso l'alto, andiamo su a prendere luce, a prendere leggerezza. Portiamo questa luce davanti a noi e inspirando attiriamo questa luce. Espirando la facciamo scendere in profondità. Ancora una volta, inspiro, su, porto tutto a galla, tutto quello che si nasconde dentro di noi. Buttiamo fuori tutti i pesi. Andiamo su, prendiamo luce, prendiamo speranza, fiducia. Portiamo le braccia davanti a noi, giriamo le mani, apriamo il cuore. Sentiamo che il cuore che attira luce e poi la luce scende dentro di noi, in ogni parte del nostro essere. E rilassiamo. Prendiamo un bel respiro profondo. Adesso portiamo ancora le braccia verso l'alto, il viso verso l'alto, le braccia aperte, inspiriamo dentro il respiro, espirando facciamo questo movimento, ci flettiamo un po', incrociamo le braccia con leggerezza e le lasciamo cadere. Ancora inspiro, su, vado verso l'alto, incrocio le braccia, movimento leggero, leggerissimo, diventiamo leggeri, diventiamo aria, giù la testa, giù le braccia. Ancora una volta, inspiro, espiro. Facciamolo ancora. Inspiro, espiro. Rilassiamo, distendiamo. Adesso flettiamo la testa in avanti e rotazioni della testa, lente, ampie. Ascoltiamo sempre il peso della testa, ascoltiamo come si muove il nostro collo. Vediamo la nostra testa come una nuvoletta dorata. La muoviamo con attenzione, con delicatezza. Nell'altra direzione. Ancora un cerchio. E ci fermiamo.
Allarghiamo bene le spalle, teniamo sempre le spalle lontano dalle orecchie, aperte, morbide, rilassate. Ancora le braccia verso l'alto, i palmi delle mani a contatto. Adesso pieghiamo un po' le braccia e ci muoviamo piano piano da un lato all'altro, con leggerezza, come la chioma di un alberello mossa dal vento, come il movimento di una culla, dondolata piano perché tutto si acquieti. E poi ci fermiamo. Allunghiamo bene le braccia verso l'alto, le separiamo, allunghiamoci bene, le facciamo scendere lentamente e rilassiamo. Adesso, sempre lentamente, portiamo la spalla destra verso l'orecchio e giù la spalla sinistra. Quanto possibile sulla spalla destra, quanto possibile giù la spalla sinistra. Poi lentamente riportiamo le spalle sulla stessa linea, si alza la spalla sinistra, scende la spalla destra. Ancora, sempre lento il movimento. Sentiamo come si muovono i muscoli della nostra schiena. Sono completamente allungati su un lato e accorciati sull'altro. Poi ancora le spalle in equilibrio, sempre ascoltando come si muovono i nostri muscoli, come si allungano e come si accorciano. Riportiamo le spalle al centro, lo facciamo ancora una volta. Su una spalla, giù l'altra. Fermiamoci un attimo, rimaniamo un attimo così. Visualizziamo i muscoli della nostra schiena, cerchiamo di vederli, di sentire come sono. Poi riporto le spalle in equilibrio, sull'altra spalla, sulla sinistra, giù la destra. Mi fermo e riporto le spalle in equilibrio. Apriamole bene le spalle senza chiudere la schiena, spazio nelle spalle, spazio nella schiena, spazio nel torace. Adesso sciogliamo un po' le mani, apriamo bene le dita delle mani, spalanchiamole proprio, chiudiamo il pollice, l'indice, il medio, l'anulare e il mignolo, stringiamo bene i pugni forte, poi apriamo il pollice, l'indice, il medio, l'anulare, il mignolo. Apriamo bene, lo facciamo ancora una volta. Adesso chiudiamo il mignolo, l'anulare, il medio, l'indice e il pollice. Stringiamo forte, apriamo il pollice, l'indice, il medio, l'anulare e il mignolo. Apriamo ancora bene le dita delle mani, chiudiamo, stringiamo i pugni e rilassiamo. Abbandoniamo le mani sulle cosce e portiamo tutta l'attenzione alle mani. Teniamo le mani un po' a conca, spalle aperte, rilassate, tutto il corpo rilassato. Tutta l'attenzione alle mani, ci sono solo le nostre mani, nient'altro. E immaginiamo di avere due sfere luminose sui palmi delle mani. Cerchiamo di visualizzarle. Due sfere luminose sulle nostre mani. Sentiamo che le mani si caricano di luce, si caricano di energia, di prana. E adesso con le mani così luminose le portiamo
sopra la testa, la punta delle dita a contatto, facciamo scendere lentamente le mani ai lati del viso, disegniamo una goccia di luce tutto intorno al nostro viso. Avviciniamo i polsi sotto il mento, circondiamo con le mani le guance ma senza toccarle, non deve esserci contatto, deve esserci un piccolo spazio dove possa circolare la luce, l'energia. Tutto il nostro viso è luminoso, vediamo il nostro viso come in uno specchio, un viso radioso e infinitamente sereno. Poi lentamente abbassiamo le mani ancora piene di luce. Portiamo la mano sinistra sul cuore, la mano destra sopra la mano sinistra. Riempiamo di luce anche il nostro cuore. E poi rilassiamo, abbandoniamo le braccia, distendiamo. Adesso portiamo le mani intrecciate sopra il ginocchio. Solleviamo il ginocchio, lo apriamo lateralmente, distendiamo in avanti la gamba, spingiamola bene in avanti. Poi su, portiamo il ginocchio verso la spalla, facciamo scendere la fronte verso il ginocchio. Allunghiamo ancora la gamba in avanti, tesa, la pieghiamo, apriamo il ginocchio lateralmente e poi riportiamo la coscia sulla sedia. L'altra gamba, mani intrecciate sul ginocchio, lo solleviamo, lo apriamo lateralmente, allunghiamo la gamba in avanti, tesa, la pieghiamo, portiamo il ginocchio verso la spalla, la fronte verso il ginocchio, giù bene anche le spalle, allungo, tendo bene la gamba in avanti, la piego, apro il ginocchio lateralmente, lo riporto al centro e giù lo riporto in posizione spontanea. Portiamo le braccia verso l'alto, intrecciamo le dita delle mani, teniamo i gomiti un po' piegati. Inspiro, dentro il respiro, giù bene fino in fondo, espiro, ruoto, entro in torsione. Inspiro, ritorno, espiro, torsione sull'altro lato. Ritorno, mi inclino, cerco di scendere bene, aprire bene la fascia laterale, ritorno sull'altro lato, ritorno al centro, allungo le braccia in avanti, testa tra le braccia, spingo le braccia in avanti, poi le lascio andare, giù la testa, giù le braccia. Lo facciamo ancora. Sulle braccia, intreccio le dita delle mani, inspiro dentro l'aria, espiro. Inspiro, espiro. Ritorno, inclino, torno al centro, scendo sull'altro lato, ritorno, allungo in avanti, testa tra le braccia, mi spingo bene in avanti, cerco di allungare bene in avanti anche la colonna vertebrale e poi mi lascio andare, giù la testa, giù le spalle, giù le braccia. Poi mi risollevo,
Adesso allunghiamo le braccia in avanti, intrecciamo le dita delle mani, disegniamo dei cerchi nell'aria, allungandoci in avanti, poi riportandoci indietro, senza piegare le braccia, però senza irrigidirle. Braccia, spalle sono rilassate. Disegniamo dei bei cerchi ampi. Nell'altra direzione. E ci fermiamo, rilassiamo, spalle ben aperte. Incliniamo piano la testa da una spalla all'altra. Bene. Adesso allunghiamo le braccia in avanti ancora. Adesso il dorso delle mani a contatto è un movimento leggero, leggerissimo. Allunghiamo le braccia in avanti, palmi delle mani verso l'alto. Poi cambiamo ancora dorso delle mani a contatto e su i palmi delle mani. Ancora dorso delle mani a contatto, sui palmi delle mani. Ancora una volta. Bene. Abbandoniamo le braccia, rilassiamo, prendiamo dei bei respiri profondi. Adesso forziamo un po' il respiro, cerchiamo proprio di far scendere bene il respiro fino in fondo. Una profonda ispirazione, una profonda espirazione. Fuori completamente il respiro. Ancora. Ancora una volta, sempre cercando di muovere bene il diaframma, portare bene il respiro giù fino in fondo, in basso. Fermiamoci ancora un attimo. Adesso riportiamo le mani sull'addome, lasciamo fluire il respiro in modo spontaneo, senza forzare e ascoltiamolo ancora. Tutto con leggerezza. Bene, la lezione di yoga è terminata, vi ringrazio e ci vediamo alla prossima lezione.